Benvenuti a una puntata speciale di Cronache di Archeologia con il vostro host Alessandro Azzeni. In questa serie di puntate procederemo alla lettura dell'originaria tesi di laurea triennale dell'autore. Capitolo 1. Homo homini lupus. Chi fu il primo che inventò le spaventose armi? Da quel momento furono stragi, guerre. Si aprì la via più breve alla crudele morte. Tuttavia, il misero non ne ha colpa. Siamo noi che usiamo malamente quel che egli ci diede per difenderci dalle feroci belve. Tibullo, condanna della guerra ed elogio della pace. Primo libro, capitolo 10, versi 1-24. Gli immortali versi scritti da Tibullo nel I secolo a.C. ben esprimono il rapporto che intercorre tra l'animale Homo sapiens e la capacità che forse più ci contraddistingue da tutti gli altri primati, cioè l'uso delle armi per ledere altri nostri simili. Un passo del lavoro di Desmond Morris, La scimmia nuda, ripropone in chiave scientifica il concetto che già espresse l'autore latino, basato sulle osservazioni di come alcuni primati utilizzano rami o zolle di terra per respingere all'attacco di assalitori interspecifici. Le armi artificiali si sono sviluppate originariamente come mezzo di difesa contro le altre specie e per uccidere la preda. Il loro uso nella lotta interna specifica quasi certamente fu una tendenza secondaria, quando le armi erano già pronte e disponibili in caso di emergenza, a prescindere dall'ambito in cui questo si presentava. Forse è stato nel momento in cui i nostri progenitori hanno intuito che prendere in mano un attrezzo lungo e pesante determinava un vantaggio nella difesa dell'individuo e nell'attacco, si è formata la divisione tra il momento in cui la scimmia non era più tale ed iniziava il suo percorso come uomo. Questo concetto è stato magistralmente impresso sulla pellicola cinematografica da Stanley Kubrick nel suo capolavoro 2001 Odissea nello spazio. Se la violenza nei primi primati fosse stata indirizzata unicamente verso le altre specie, potremmo ancora idealisticamente pensare che sia solo con l'uomo, o come suggeriscono alcuni, con la scoperta da parte dell'uomo dei metalli, quindi in tempi relativamente recenti, che si è sviluppata la violenza intraspecifica, deliberata e avente come scopo primo l'uccisione dell'avversario. Gli studi sul comportamento degli scimpanzé, Pan troglodytes, effettuati nelle riserve naturali ancora esistenti in Africa, smentiscono questa visione. Sono stati documentati attacchi di bande di scimpanzé di pattuglia ai limiti dei territori confinanti con le altre comunità di scimmie, aventi come finalità l'espansione territoriale per l'accesso a maggiori risorse. Queste osservazioni assumono maggiore importanza alla luce del fatto che questi raid producano un elevato numero di uccisioni nelle stesse regioni confinanti, interessando individui appartenenti al medesimo gruppo limitrofo, siano essi maschi, femmine o infanti. Quello che emerge da questi studi è che le uccisioni tra diverse comunità di scimmie sono un tratto assai diffuso tra gli scimpanzé, invece che il risultato di peculiari circostanze in uno o pochi siti studiati, e quindi presentano tassi di uccisione intraspecifica simili a quelli mostrati dalle società umane a livello di sussistenza, molto più alti di quelli tipici delle democrazie industrializzate. L'idea che sia esistita un'utopistica età dell'oro, una sorta di Eden in un determinato periodo della preistoria umana, è un mito ricorrente, che trova storicamente ad ondate alterne seguaci e sostenitori. Il dibattito, fondamentalmente, segue le teorie proposte da Hobbes nel 1651 e da Rousseau nel 1754. Hobbes riteneva che la guerra sia il naturale stato della natura umana. Rousseau invece sosteneva che gli uomini fossero pacifici per natura. Ma al di là dei discorsi puramente filosofici, il tema è decisamente attuale.
Infatti sono ancora recenti le teorie su un periodo neolitico totalmente pacifico, idilliaco, interrotto dalla violenza delle culture guerriere che si spostavano a cavallo dalle steppe orientali. Anche gli studi sulla preistoria sarda non sono stati esenti da questa visione dicotomica. Alcuni studiosi infatti ipotizzano un periodo prenuragico totalmente pacifico, interrotto dall'arrivo di popolazioni portatrici di culture neolitiche e di armi in rame, quindi portatori di nuovi e perfezionati strumenti di offesa. Altri invece negano questa lettura dei resti archeologici. Il dibattito è assai acceso, soprattutto per il successivo periodo nuragico. Gli studi nei decenni passati hanno visto il contrapporsi di due correnti di pensiero assolutamente antitetiche. Chi da un lato, come ad esempio il professor Giovanni Liliu, immaginava un'isola divisa in tante unità cantonali e popolate da bellicosi re pastori arroccati dentro le fortezze di pietra, e chi dall'altro, come ad esempio il professor Massimo Pittau o il professor Carlo Magia, vedeva la Sardegna nuragica abitata da pacifici costruttori di torri. Come vedremo dai reperti osteologici elencati, l'insorgere di episodi violenti in tutta la preistoria umana, sia a livello globale che regionale, si basa su evidenze inequivocabili. Spero che la lettura del primo capitolo vi sia stata gradita e vi rimando alla lettura del secondo capitolo. A presto, alla prossima puntata.